Buonasera e benvenuti a Friulandia. Ospiti di questa nuova puntata è l'associazione sportiva IALMIC. A rappresentarla abbiamo il presidente Luca Paviotti, buonasera. Buonasera. Paolo Terenzani, che è un consigliere capitano della squadra, buonasera. Tommaso Bernardini, che è il vicepresidente, buonasera. E Tommaso Musuruana, che è uno dei giocatori di punta, diciamo, della squadra. Luca, ufficialmente voi siete in Lega Calcio dal 2002, no? Come è nata, diciamo, l'idea di fare una squadra di calcio a 5 e su quali valori e su quali basi si è costituita? Beh, diciamo che la squadra c'è sempre stata perché siamo un gruppo di paese, quindi fin da bambini, fin dall'elementare abbiamo sempre giocato assieme, chi più chi meno. L'idea di metterci in forma organizzata è nata nel 2001, dove abbiamo partecipato al campionato di Tirindelli, nei famosi campi di Tirindelli, e dopo da lì siamo diventati una società a tutti gli effetti, con partita IVA, codice fiscale e tutto l'annesso di burocrazia, e abbiamo scelto la Lega dopo aver sondato più organizzazioni che creavano delle manifestazioni, dei campionati. Abbiamo scelto la Lega Collinare per i principi che aveva di amatorialità, che rispecchiavano in pieno le nostre idee, e da lì siamo partiti nel 2002. Quest'anno siamo ancora lì e diciamo che il gruppo è rimasto sempre quello, con qualche piccolo innesto, però non siamo mai cambiati, e forse la causa dei nostri risultati altalenanti è proprio questa, perché invecchiando siamo maturati, abbiamo avuto problemi, famiglia, lavoro e tutto, e quindi non siamo più spensierati come quando eravamo giovani. E comunque avete una squadra comunque competitiva da un certo punto di vista tecnico, perché state facendo l'elastico tra l'eccellenza e la prima categoria, no? Quest'anno siete in prima categoria e in questo momento state lottando per la salvezza. Erano questi gli obiettivi iniziali? Ma gli obiettivi iniziali, se devo essere sincero, erano di una salvezza che doveva arrivare molto prima di come siamo adesso. Anche perché la situazione del gruppo pensavo fosse un po' più stabile, perché erano finiti i matrimoni, finiti i figli, finito tutto. Pensavo che riuscissimo di nuovo a concentrarci, diciamo, sul campionato. Invece vedo che le cose non sono andate proprio così, adesso siamo lì per la retrocessione. Non che la cosa ci cambi di molto, perché lo spirito è quello del gioco e quello del divertirsi, però diciamo che c'è un po' di pepe in più nella nostra stagione. Tommaso Bernardini, nonostante avete segnato più gol, diciamo, di molte squadre nel vostro girone, la fase difensiva latita, e questo è un po' il vostro punto debole quest'anno. Ma sì, diciamo che, come diceva Luca, al di là di varie problematiche, ci sono stati anche degli infortuni, e tra questo l'anno scorso si è infortunato il nostro portiere ufficiale, quindi quest'anno abbiamo dovuto in qualche modo riciclare un giocatore, e quindi all'inizio soprattutto c'è stato un po' di periodo di adattamento. Ora il nuovo portiere sta facendo un buon campionato, però forse abbiamo un po' avuto un po' di problemi a inizio campionato. Paolo Terenzani, in questi anni tu tra virgolette, sei uno delle colonne portanti, uno dei vecchietti tra virgolette della squadra, no? Hai visto passare moltissimi giocatori. Chi è il giocatore che ti ha lasciato più il segno? O per simpatia, o per caratteristiche tecniche, o per quello che vuoi? Diciamo che più che uno solo, dovrei dare merito a tutti i portieri che abbiamo cambiato negli anni, perché erano tutti dei personaggi un po' particolari, un po' bizzarri. Quindi devo dire che tutti ci hanno lasciato, soprattutto i portieri, ci hanno lasciato un segno, diciamo, più bizzarro più che particolare. Dei bellissimi ricordi. Sì, ecco. E invece Tommaso Musuruana, qual è stata la squadra che finora vi ha messo in maggiore difficoltà da un punto di vista del gioco? Ma sicuramente il Calcio 5 Talmassons, che è una squadra organizzatissima e ha dei giocatori di livello, qualcuno ha limitato anche in FIGC, hanno un grandissimo portiere e l'organizzazione su tutto. Paolo, voi avete vinto moltissime Coppa Disciplina, no? E la Lega Calcio diciamo, punta su questo trofeo e dà degli sconti, diciamo, anche a livello economico. Voi puntate a vincere la Coppa Disciplina per ottenere gli sconti, oppure perché ci credete, perché proprio seguite questa filosofia? Diciamo che la Coppa Disciplina è nata come un buono sconto sulle iscrizioni, però visto che comunque nel corso degli anni siamo sempre risultati vincitori, quindi da 7 anni a questa parte siamo sempre stati vincitori, è diventato ormai un motivo base della nostra politica di gioco anche.
Quindi diciamo è un vostro credo, insomma, questo devo modo dire che di vivere lo sport sostanzialmente. nonostante i risultati che abbiamo avuto in tutti gli anni, che comunque erano sempre buoni, siamo sempre riusciti a vincere anche la Coppa Disciplina, quindi questo vuol dire che facevamo un buon gioco e oltretutto anche molto disciplinato, quindi non era solo una questione di portare a casa, diciamo, uno sconto sull'iscrizione. Tommaso invece è Musuruana, ogni formazione ha un po' il suo istrione, il suo jolly, quello che in squadra diciamo rende allegro lo spirito. Chi è quest'anno tra di voi che sta dando un tocco in più, diciamo? Beh, sicuramente il nostro capitano è una delle colonne portanti, poi c'è il nostro bomber, Loris, Roberto, infaticabile corridore sulla fascia, il portiere che comunque, anche se è una riserva, è un buon jolly e rende simpatico lo spogliatoio. Bene, ora facciamo riposare gli ospiti, andiamo a vedere un servizio realizzato sempre nell'ambito del Friuli Collinare Calcio 5 tra Real Madrax e Calcio 5 Muzzana. Siamo con Daniele Comuzzo del Amatori Calcio 5, partita contro il che non è andata benissimo, ce la racconti un attimino? Partita contro il Real Madrax, grande squadra, gran capitano, buonissima tecnica. Noi purtroppo tecnicamente, individualmente siamo abbastanza scarsini. Cerchiamo di sopperire con la tattica, ma è andata male anche stasera. La posizione in classifica parla chiaro, siamo ultimi, ma siccome siamo una squadra giovane cerchiamo di creare un gruppo per il prossimo anno. Quindi gli obiettivi personali e di squadra sono quelli solo del gruppo, insomma, volete magari tenere la categoria? Più giù non si può andare, quindi per quest'anno cerchiamo di creare un gruppo, il prossimo anno speriamo di fare molto meglio. So che volevi chiamare il capitano dell'altra squadra perché è un tuo amico? Ma il capitano volevo chiamarlo, penso si chiami Sorin o qualcosa del genere. È stato il migliore in campo, penso, stasera, e volevo fargli i complimenti in diretta. Grazie a tutti e anche alla squadra, grazie a tutti. Ok, ci racconti un po' la partita, com'è andata? La partita è andata bene, siamo una squadra di amici che proviamo di fare una partita buona. Stefano, Barile, Ciro, Savastano, Mattia, Cristofoli, Mattia De Silvestro, Gustavo, Cavalletto Fabiano e ci sono altri che non hanno potuto giocare stasera. E voi siete i? Noi siamo i Real Madrid! Mi dicono che siete imbattibili in quale ambito? C'è una voce che mi gira. Ebbene sì, non stiamo tenendo una grande tecnica nel campo, siamo fortissimi anche a livello individuale e corale, ma nel terzo tempo non ci batte nessuno. Infatti adesso chi può venire con noi a festeggiare il nostro amico Bomber che parte, ci lascia dopo un'avventura bellissima, vero? Sì. Quindi un applauso al nostro Bomber. E allo shuttle adesso. Qualcosa? Solo che voglio ringraziare il capitano e la squadra avversa che hanno fatto una partita buona. Rieccoci in studio. Luca Paviotti, tu che oltre a fare il giocatore sei anche dirigente, mister, sei un po' il factotum della squadra, no? Qual è il ruolo che ti piace di più in questo caso? Oddio, il ruolo che mi piace di più chiaramente è quello in campo da giocatore. Devo dire che all'inizio, quando c'era meno burocrazia, mi piaceva fare anche la parte del presidente perché non dovevi seguire tante cose ed era un po' più easy. Adesso bisogna avere un occhio di riguardo anche a tutte le carte perché noi siamo stati abbastanza sfortunati dal punto di vista burocratico perché abbiamo già fatto un paio di controlli della SIAE, un paio di controlli dell'Agenzia delle Entrate, quindi abbiamo dovuto avere tutto preciso quindi, al diciamo, da un punto di centesimo. vista fiscale c'è un'ottica di attenzione che dovete tenere verso Sì, io di questa cosa sono rimasto un po' stupito perché noi abbiamo un bilancio ridicolo, perché noi giriamo alla fine 3.000 euro che sono i costi di iscrizione della palestra, non è che abbiamo sponsor o pubblicità o retribuzioni verso terzi, rimborsi, quindi sono rimasto un po' così.
E quindi da lì mi è passata un po' la voglia di fare il presidente, preferisco più fare il giocatore. Visto che i miei supporters dicono che come presidente sono valido, sono rimasto Forse vogliono presidente. eliminarti dal campo. Loro ci provano in qualche modo, ma... Ho capito, ho capito. Poi tu sei uno sempre presente anche alle riunioni della Lega Calcio, anche quelle non obbligatorie, dove diciamo, la Lega Calcio chiede agli associati quali sono le problematiche, eccetera. Pensi che queste riunioni siano valide? Avete una buona percezione di queste riunioni oppure, diciamo, secondo te sono inutili? No, le riunioni secondo me sono molto valide. Le preferisco adesso che non sono obbligatorie perché diciamo, le persone che vengono alla riunione hanno uno spirito propositivo, quindi non vengono col muso lungo perché devono essere lì, vengono per il piacere di essere lì. E come quella che abbiamo fatto quest'anno è durata un paio d'ore, ci sono venute fuori un bel po' di idee secondo me per migliorare il campionato e anche chiaramente le lacune che ha l'organizzazione, perché non è tutto perfetto chiaramente, perché la perfezione non esiste. E quindi è un motivo, sì, partecipare secondo me è molto utile sia per noi associati sia per la Lega nell'organizzare la cosa. Il fatto che venga poca gente io rimango sempre stupito, perché anche l'ultima volta non è che eravamo proprio tantissimi. Comunque chi viene ha sempre ragione, voglio dire, no? Perché comunque porta delle novità da una ventata di idee nuove, per cui sono sempre ben accetti. Chi ha sempre ragione mi piace. Tommaso Bernardini, parliamo di finanziamenti. Luca diceva che voi non avete sponsorizzazioni, però sulla maglietta avete una scritta, mi pare. È l'unica vostra... In questo periodo di crisi, diciamo, vi dà una mano forse per dare una spinta così alla squadra da un punto di vista economico? Sì, per fortuna abbiamo questo sponsor che ci sostiene già da parecchi anni, che è la GS Insonorizzazioni, ed è un'azienda di Trevignano Udinese, quindi dobbiamo sicuramente ringraziarla perché grazie al contributo che ci dà possiamo insomma, fare il campionato in tranquillità anche da un punto di vista economico. Bene, Tommaso Musuruana, programmi futuri tuoi personali magari nei confronti della squadra, ambizioni, qualcosa? Per riuscire a giocare di più, meglio, anche se il mister mi ha promesso di mandarmi fuori squadra. Continuare a allenarsi, mantenere lo spirito che c'è nella squadra e spogliatoio e divertirsi. Un'ultima domanda che faccio a tutti, avete un sogno in campo amatoriale da raggiungere? Partiamo con Paolo, dai. Ma a me piace comunque che rimanga questo gruppo unito che abbiamo. Gioco per quello, perché per stare insieme con gli amici. I risultati poi sul campo contano, però rimangono lì. Insomma, il sogno è mantenere il gruppo sostanzialmente. Io vorrei mantenere questo gruppo perché anche ormai ci sono affezionato. Luca? Ma io che sono una persona umile vorrei diventare il re degli assist, cioè essere quello che ne fa di più in tutto il campionato, ma proprio di tutte le squadre, non solo della mia, quindi quello sarebbe il mio sogno, che è impossibile. È una classifica però che al momento non viene evidenziata. Non viene, però dentro di me c'è. Ok, perfetto. Tommaso? Io contraddico un po' il mio capitano, quindi dico che per quest'anno il mio sogno è la salvezza comunque. E l'altro Tommaso invece? Condivido il sogno di Tommaso, una salvezza. Poi il prossimo anno... una giusta dose di equilibrio tra diciamo, l'aspettativa tecnica e l'aspettativa perché noi più ci sociale, crediamo io e Paolo, siamo già certi della salvezza. Non siamo sicuri noi due, ormai avete già dato. Bene Luca, parliamo un attimino di tutela sanitaria. Sì? Noi tocchiamo spesso questo argomento un po' per sensibilizzare diciamo, tutte le associazioni. Cosa pensi di quei giocatori che vorrebbero giocare senza avere la visita medica, tra virgolette, a posto? Visto che il nostro sport amatoriale non prevede allenamenti frequenti, controlli e tutti, secondo me una visita a inizio anno fatta come si deve, non improvvisata, può essere utile sia per l'atleta sia per il presidente che si mette il cuore in pace di avere giocatori che non facciano scherzi durante la stagione. Poi chiaramente poi a livello giuridico se succede qualcosa. Imprevisto ci può essere, però perlomeno se qualcuno che non è molto in forma, si evidenzia subito che non è in forma, si può ragionare con lui. Ecco. E comunque una visita medica fa bene soprattutto a se stessi per capire un attimino quali sono le potenzialità. Sempre, quello sì. Bene, abbiamo concluso, salutiamo gli amici del Ialmi Calcio 5, auguriamo loro di raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi, salutiamo Luca, Paolo, i due Tommaso, e ci diamo appuntamento diciamo, a una prossima occasione. Nel frattempo lanciamo la pubblicità.
rieccoci in studio. Dal calcio passiamo a un'associazione che non si occupa di sport, ma probabilmente si occupa di benessere psicofisico. Parliamo dell'Associazione Culturale Vicara di Gorizia. A presentarcela la dottoressa Alessandra Simonetti, che è un'educatrice professionale esperta nella gestione di gruppi e insegnante di yoga, e la dottoressa Silvia Dorni, che è una psicologa e psicoterapeuta. Buonasera a tutte e due. Buonasera. Alessandra, di cosa si occupa l'Associazione Vicara? La nostra associazione si occupa di proporre percorsi per la gestione dell'ansia e dello stress, la gestione delle emozioni, tecniche di rilassamento e corsi di yoga. L'idea da cui è partita l'associazione è di coniugare discipline affini come la pedagogia rivolta al mondo degli adulti e la psicologia per proporre delle attività che abbiano una ricaduta immediata, soprattutto per problematiche emergenti come l'ansia e lo stress. Che in questo periodo sono abbastanza importanti da gestire. Ecco, parliamo proprio di ansia e stress con la dottoressa Silvia Dorni. A parte che questi sono termini molto usati, no? Come terminologie, qual è la differenza tra ansia e stress? Infatti sono termini molto usati ma di cui magari non si conosce appieno il significato. Per quanto riguarda lo stress è un meccanismo del nostro sistema neurovegetativo che si è evoluto nel corso della nostra evoluzione ed è funzionale alla gestione del nostro ambiente e agli adattamenti che il nostro ambiente ci può richiedere. Nello specifico, se i nostri sensi possono percepire un pericolo, un cambiamento nell'ambiente che ci circonda, il nostro sistema entra in stress. Cosa vuol dire? Si attivano tutta una serie di risposte a livello dell'organismo che ci permettono di affrontare nel modo migliore possibile il problema o il cambiamento. L'ansia invece è un qualcosa di un attimino diverso. L'ansia è un'emozione, uno stato emotivo che noi possiamo provare quando invece anticipiamo la presenza di un pericolo che magari non è ancora presente, ma che noi aspettiamo. Anche in questo caso il nostro organismo si attiva per permetterci di prepararci al meglio per fronteggiarlo. Quindi stress e ansia sono due meccanismi funzionali al nostro benessere e al miglioramento della qualità di vita. Quando nascono i problemi? I problemi nascono quando noi siamo circondati da continui cambiamenti, oppure da eventi negativi continui, da continue sollecitazioni, oppure quando percepiamo dei pericoli nel nostro ambiente che possono essere sì reali, ma anche interpretati come tali, quindi la persona attribuisce quel significato. Cosa succede? Il nostro organismo si attiva, mantiene questo stato di attivazione, ma non ce la fa a difendersi e quindi può andare incontro a dei problemi, sviluppare dei sintomi proprio sia a livello fisico che psichico. Tra i sintomi maggiormente collegati allo stress abbiamo ovviamente una sensazione di stanchezza generale, poi tutta una serie di sintomi a livello respiratorio, quindi difficoltà nel respiro, alterazione del battito cardiaco, e anche un abbassamento delle difese immunitarie, nonché ulcere, gastriti, ecoliti, sintomatologie simili, disturbi del sonno, fino ad arrivare allo strutturarsi di disturbi d'ansia veri e propri. Voi siete proprio in questo campo, questi ansie e stress sono comunque dei disturbi molto diffusi. Qual è la loro entità? Cioè si riesce a definire dei numeri? Esattamente, infatti in un recente studio che è stato condotto sia in Italia che a livello europeo, patrocinato proprio dall'Istituto Superiore della Sanità, è emerso innanzitutto che per quanto riguarda le categorie di rischio, sono le donne ad accorrere un rischio triplo di sviluppare, andare incontro a un disturbo d'ansia rispetto agli uomini. Altre categorie a rischio sono i giovani adesso, i disoccupati e i soggetti singolo, comunque non sposati. E infatti noi abbiamo trovato queste tipologie di persone diciamo tra gli utenti dei nostri percorsi. Dirette, esatto, ci hanno confermato effettivamente questi dati. Una cosa poi molto importante è che le persone che soffrono di disturbi d'ansia chiedono pochissimo aiuto, solo il 26% dei casi chiede un intervento di tipo sociosanitario. E un ultimo dato molto importante che è stato stimato nella popolazione generale che oltre una persona su 5 nell'arco della sua vita può andare incontro allo svilupparsi di un disturbo d'ansia vero e proprio, quindi con tutte le ricadute sulla qualità di vita nonché anche a livello lavorativo che questo può portare. È un elemento sottovalutato. Esattamente. Dottoressa Alessandra Simonetti, lei prima in fase di presentazione parlava di tecniche e di pedagogia rivolte agli adulti. Come funzionano? Di solito quando si parla di pedagogia uno rivolge l'attenzione al mondo sì. Dell'infanzia e dell'adolescenza, no? Però c'è tutta una parte della pedagogia
che si occupa del mondo degli adulti, sia riguardo al recupero di abilità oppure proprio a cose inerenti alla didattica per adulti. Però quello che interessa a noi invece è la componente della didattica, della pedagogia, che si occupa della componente emotiva e relazionale dell'adulto. In quanto nell'ottica di un benessere globale la gestione corretta, sana delle proprie emozioni è alla base di una vita di benessere, una vita sana. Quindi noi proponiamo dei percorsi dove si utilizzano tecniche di pedagogia come anche della psicologia che mirano a far sperimentare alla persona dei modi diversi di sperimentarsi, dei modi più propositivi di affrontare appunto le emozioni, e sono tutte tecniche che innescano nella persona un processo di osservazione che è proprio la base per il cambiamento. Spesso, ad esempio, certe emozioni non si riescono ad esprimere e quindi si vive in un costante stato di disagio. Oppure, per esempio, alcuni sentimenti molto forti, come la rabbia e l'odio, vengono espressi però in una maniera distruttiva sia per se stessi che per gli altri. Quindi si cerca di dare degli strumenti per far sì che la persona sperimenti dei modi diversi e soprattutto si osservi. E la psicologia, dottoressa Silvia Dorni, come interviene in questi percorsi? Allora, la psicologia interviene in quanto una disciplina che non si occupa semplicemente di patologia, di clinica, di malattia, ma anche di promozione del benessere della persona e anche di un miglioramento della qualità di vita. A tutt'oggi infatti si parla proprio di psicologia del benessere come area di intervento. Lo scopo dei nostri percorsi, ad esempio quello della gestione dell'ansia e dello stress, è innanzitutto aumentare la conoscenza delle persone riguardo all'argomento, promuovere poi una maggior conoscenza dei propri meccanismi mentali, dei propri schemi di comportamento, no? Che si innescano talvolta in modo ormai meccanico, capire quindi cosa sta dietro ad un comportamento che non ci fa stare bene o il pensiero che sta dietro a questo tipo di emozione magari negativa, promuovere quindi una consapevolezza soggettiva, far sì che la persona inizi a porsi delle questioni, no? E che qualcosa inizi a muoversi all'interno della persona stessa, per poi scoprire delle risorse e fornire delle strategie in modo da utilizzare queste risorse che ognuno ha dentro di sé in un modo più funzionale. Quindi diciamo che i nostri percorsi rientrano nell'area della prevenzione del disagio, in quanto vanno ad agire prima magari che un malessere o un disagio si incisti nella persona e si strutturi in una patologia vera e propria. Infatti anche uno dei nostri intenti è quello di colmare alcune lacune istituzionali, se vogliamo, perché di solito l'attenzione del clinico, del terapeuta, sia nel pubblico che nel privato, arrivano solo alle situazioni di emergenza, si lavora solo sull'emergenza, quindi in casi di malessere conclamato, ed è secondo me solo la punta di un iceberg al di sotto della quale noi troviamo appunto molteplici forme di disagio e di sofferenza che magari non sono tanto gravi da giustificare la richiesta di un intervento sanitario, ma che comunque vanno ad incidere in modo molto significativo sulla vita delle persone, e quindi il nostro obiettivo è di lavorare su questo sottobosco che rimane sommerso prima che la situazione diventi emergenza. Prevenire è meglio che curare. Esattamente, questa è proprio l'ottica. Il famoso detto. Alessandra, l'associazione propone anche corsi di yoga, no? Da quello che leggevo. Alcune delle tecniche dello yoga vengono integrate nei percorsi poi per la gestione dell'ansia e dello stress. Quale valenza ha lo yoga in questo tipo di percorso, diciamo, preventivo, come diceva la dottoressa prima? Generalmente le persone che si approcciano allo yoga lo fanno per i benefici fisici che ne possono trarre, che sono benefici abbastanza conosciuti, quindi un corpo più tonico ed elastico, la circolazione sanguigna migliora, il sistema endocrino anche, si lavora sul respiro, quindi aumenta la capacità polmonare, l'ossigenazione del sangue, migliora la capacità digestiva, però si tende a dimenticare spesso che in realtà nello yoga il fisico non è un fine ma è un mezzo. È un mezzo per raggiungere l'equilibrio interiore e una maggior consapevolezza di se stessi. E quindi tutti gli esercizi, le pratiche dello yoga servono sia ad avere dei benefici fisici, però anche a sviluppare l'equilibrio interiore.
Lo strumento principe per sviluppare l'equilibrio interiore è comunque il respiro. Quindi si tratta di apprendere un modo corretto di respirare. La respirazione yogica corretta è quella toracica addominale, che utilizza tutti i muscoli addominali e quelli toracici. Oltretutto il respiro è la tecnica fra le più efficaci per la gestione immediata degli stati emotivi alterati. Quindi nei corsi si insegna il modo corretto di respirare. Oltretutto agli esercizi di respiro vengono associate delle tecniche di rilassamento, perché spesso le persone che sono sopraffatte dalla loro emotività hanno difficoltà a rilassarsi oppure a dormire, e quindi si associa il respiro alla tecnica di rilassamento. E qui apriamo una parentesi molto più ampia, no? Rispetto a quello che potrebbe essere... E quindi per quanto riguarda i corsi per la gestione dell'ansia, dello stress o delle emozioni si applicano respiro e rilassamento, mentre nei corsi di yoga normali, oltre al respiro e rilassamento, si utilizzano delle sequenze di movimenti che vengono chiamati kriya. Kriya è un termine sanscrito, cioè la lingua antica dell'India, che significa azione che purifica. Quindi torniamo ai benefici fisici di prima, che poi aiutano a sviluppare equilibrio interiore. Bene, allora non so se vedete la regia ci fa strani cenni. Dottoressa Silvia, quali sono velocemente gli obiettivi futuri dell'associazione? Allora, molto brevemente abbiamo in programma dei progetti sulla genitorialità, anche in situazioni di particolare disagio, come può essere quella di un figlio con handicap, dall'autismo al disturbi di iperattività, nonché percorsi per adolescenti e comunque bambini, sia per la gestione delle emozioni, anche in situazioni particolari di disturbi dell'apprendimento, ecco, che è un tema che ci sta a cuore. Se qualcuno volesse contattarvi, avete dei riferimenti, avete degli indirizzi mail, avete qualcosa da proporre ai nostri telespettatori? Sì, certo, siamo presenti sui principali social network, quindi uno ci trova su Facebook e Twitter. Come Associazione Culturale Vicara? Associazione Vicara, esatto, e la mail invece è infovicara@gmail.com. Perfetto, bene, abbiamo leggermente sforato, ringraziamo le dottoresse Alessandra Simonette e Silvia Dorni, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.